Ciao a tutti, bentornati nel mio canale Le ricette di Franci74. Oggi prepariamo insieme le cebadas. Le cebadas sono un dolce tipicamente sardo, molto conosciuto anche nel resto d'Italia perché viene servito molto spesso nei nostri ristoranti a fine pasto. È un dolce che è fatto di pasta violata che racchiude un pecorino e viene cosparso, diciamo così, con del miele aromatizzato magari anche all'arancia. In alcune parti della Sardegna vengono chiamate cebadas, in altre seadas, in altre cevadas, quindi man mano che ci si sposta nella nostra isola si cambia il nome ma non il contenuto. Ora vediamo gli ingredienti. Per la pasta ci occorreranno 150 g di farina 00, 100 g di semola rimacinata, 80 g di acqua, 80 g di strutto e un pizzico di sale. Per il ripieno ci serviranno 450 g di pecorino fresco, 2 limoni biologici, per la frittura olio di arachide e per guarnire ci serviranno miele e arancia. Partiamo dal formaggio che è l'ingrediente principale della nostra preparazione, del nostro dolce. Bisogna usare un pecorino fresco di giornata, quindi una volta acquistato io ho fatto questo, l'ho tagliato a cubetti e poi l'ho messo a riposare 3 giorni a temperatura ambiente con sopra carovaccio. Perché ho fatto questo? Perché il formaggio si deve inacidire, diciamo, non preoccupiamoci, è un processo naturale. Durante questo tempo si è formata questa patina bianca che praticamente ha reso il formaggio inacidito. In sardo si chiama casagedu. Ok, quindi questa è la cosa che dovremmo fare come facevano le nostre nonne. Mi raccomando, se non vi siete ancora iscritti, ricordatevi di iscrivervi al mio canale, attivate la campanella di notifica, così non vi perdete gli altri video. Venitemi anche a trovare sui miei social che sono Instagram, Facebook e Twitter. Ma ora passiamo a fare la pasta. Dunque, la pasta per le seadas si fa così. Prendiamo la farina 00, la mettiamo in una ciotola, uniamo la semola, mischiamo le due farine, uniamo il pizzico di sale, amalgamiamo un altro po'. E adesso piano piano uniamo anche lo strutto che è a temperatura ambiente. E lo amalgamiamo con la farina. Cominciamo a lavorare. Quindi una volta che abbiamo incorporato anche lo strutto, mettiamo piano piano l'acqua che io ho leggermente intipidito. Una volta che otteniamo questa consistenza, possiamo trasferire la pasta sul nostro piano di lavoro. E continuiamo a lavorare.
Io l'acqua non l'ho messa tutta, ne è rimasto un pochino, perché dipende sempre dal grado di assorbimento della farina e della semola che stiamo utilizzando. Ok, lavorando la pasta ho ottenuto un panetto di queste dimensioni, vedete? A questo punto devo mettere a riposare il mio panetto di pasta per circa 20 minuti e lo avvolgerò con un po' di pellicola trasparente. Allora, trascorso il tempo di riposo, tolgo la pellicola trasparente, con un mattarello appiattisco un pochino la pasta, mettiamo un po' di semola sul piano di lavoro, così, e poi, come dicevo, appiattisco un pochino la pasta. La taglio in due. Ok, qui vicino a me ho la sfogliatrice che mi servirà per fare la sfoglia della mia seada. Quindi posizioniamo al massimo lo spessore della sfogliatrice e cominciamo. Lo pieghiamo e lo ripassiamo più volte. Allora, ho fatto due strisce di pasta per fare le nostre seadas. Adesso pensiamo a grattugiare i limoni. Ora che abbiamo grattugiato la scorza del limone, possiamo andare ai fornelli a sciogliere il nostro formaggio. Eccoci ai fornelli, ho messo tutto il formaggio in un tegame abbastanza capiente e poi adesso non ci resta che farlo sciogliere bene. Allora, il formaggio si sta sciogliendo benissimo, fila, ciò significa che aveva l'acidità giusta, quindi il tempo di riposo è stato più che sufficiente. Quindi adesso proseguiamo fino a che non è completamente sciolto. Aggiungiamo adesso la scorza del limone. Allora, il formaggio si è completamente disciolto, ho unito anche la scorza di limone, adesso dobbiamo procedere a fare dei dischetti di formaggio che poi formeranno il ripieno delle seadas. Io ho un coppapasta di circa 8 cm e mi aiuterò per fare proprio il dischetto. Quindi preleviamo un po' di formaggio che è bollente, attenzione, ok. Allora, ho terminato di fare i miei dischetti di formaggio, li ho lasciati raffreddare, quindi eccoli qua. A questo punto dobbiamo posizionarli sulla pasta che ho preparato e formare le cebadas.
Come vedete i dischetti di formaggio sono piuttosto irregolari, non sono tutti uguali, anzi mi sa che sono proprio tutti diversi, però non vi preoccupate perché innanzitutto dobbiamo andare a coprire con l'altra pasta e poi comunque è un prodotto casereccio, quindi a noi non importa che magari qualche cevada sia leggermente più grande o leggermente più piccola. Ora comunque detto questo, per facilitarmi il lavoro dividerò in due la pasta così. Ok, così mi verrà più semplice prendere la pasta e metterla sopra. In questo modo andrò a pressare leggermente sui bordi per far uscire tutta l'aria. La schiacciamo bene per far aderire i due lembi di pasta. Ok, adesso ritagliamo la pasta in eccesso. E andiamo a ritagliare tutto intorno. Allora, pensate che quando, insomma, le nostre nonne, le nostre bisnonne sicuramente magari non avevano la rotellina, avevano un coltello e poi praticamente le ritagliavano non con la rotellina ma con il coltello e poi facevano un decoro tutto attorno con una forchetta. Ovviamente se vogliamo avere un lavoro preciso dovremmo avere un tagliapasta circolare abbastanza grande, che so 12-13 cm, per coppare direttamente la pasta e avere un risultato, diciamo, perfetto. Allora, ho terminato di fare le mie cevadas. Eccole qui, alcune sono piuttosto grandi, possiamo decidere ovviamente di farle un po' più piccole usando magari un coppapasta un po' più piccolino per fare i dischetti del formaggio, perché ovviamente quello che comanda è il formaggio, più è grande più grande uscirà la seada. Allora, a questo punto io ho messo a scaldare l'olio d'arachide poi così andiamo a friggere la nostra seada. Eccoci ai fornelli, ho messo abbondante olio d'arachide nel mio tegame. Adesso siamo pronti a cuocere. L'olio è ben caldo, ho fatto la prova a stecchino, se non abbiamo un termometro possiamo mettere per esempio uno stuzzicadenti, se vediamo che fa le bollicine va benissimo. Prendiamo la prima seada e la mettiamo dentro. E durante la cottura irroriamo di olio con un cucchiaio sopra la cevadas per non doverla girare e farla cuocere benissimo. Allora, ho cotto la mia cevada, ora molta attenzione, la prendo, è bollente ancora, la posiziono sul mio piatto da portata così e poi ho aromatizzato il miele con la scorza dell'arancia, quindi lo faccio colare direttamente così. Ovviamente questo è un
una cosa che ho fatto perché a me piace molto il gusto dell'arancia, quindi volendo voi potete usare un miele all'arancia oppure un miele comunque abbastanza neutro, non usate insomma una qualità di miele che abbia troppo sapore perché poi andrebbe a influire sul piatto. Facciamo anche un po' di scena ed ecco qua la seada pronta. Allora, io volevo aprirla e farvela vedere com'è dentro. Ecco qua. Guardate che spettacolo. Allora, quindi non mi resta che fare una piccola prova assaggio. Ancora abbastanza calda. Buonissima, davvero ottima. Io me la mangerei tutta adesso. È veramente fenomenale. Se vi è piaciuta questa magnifica ricetta tipica sarda, fate un bel like. Se non vi siete ancora iscritti, iscrivetevi al canale e attivate la campanella di notifica così non perdete nessun video. Venitemi anche a trovare sul mio sito che è www.lericette-di-frangi74.com, sui miei social che sono Facebook, Instagram e Twitter. Mi raccomando, non perdetevi il prossimo video. Ciao!